La crisi della Lombardia scuote anche il Veneto. Per 24 ore i destini delle due regioni sono rimasti legati a doppio filo, al punto che il terremoto del Pirellone ha rischiato di demolire pure Palazzo Balbi. Dopo l'arresto a Milano di un assessore azzurro per l'acquisto di voti dall''ndrangheta, la Lega Nord aveva lanciato un ultimatum al Popolo della Libertà, ma a sua volta il governatore Roberto Formigoni aveva sfidato il Carroccio nell'annunciare il ritiro delle deleghe ai componenti leghisti della sua giunta. E ovviamente tutto ciò avrà delle conseguenze anche in Veneto e in Piemonte, perché le tre giunte sono figlie dello stesso accordo politico preso tra di noi, preso dai cittadini. Parole risuonate come una minaccia nelle orecchie dei veneti e così dura la botta ma ancor più dura la risposta. Formigoni non mi risulta che sia veneto, quindi parli per la Lombardia e non per i veneti. I veneti sanno come parlare con il loro governatore e mi trovano dappertutto. Primo. Secondo, se c'è qualcuno che decide di mandare a casa la regione del Veneto sono io. C'è una difficoltà in Lombardia, credo che i lombardi devono trovare la quadra, ragionare e approfondire. Aspettiamo l'esito di questo lavoro che stanno realizzando. Mi auguro che si esca comunque con un rilancio amministrativo anche in Lombardia, che serve a tutti noi, serve al nord. Dopo una serie di incontri con i segretari Angelino Alfano e Roberto Maroni, il Celeste ha infine annunciato un drastico rimpasto, escluse le sue dimissioni, scongiurato l'effetto domino, ma a Venezia adesso alzano la voce. Prima Veneto, noi siamo veneti, abbiamo vinto con questa coalizione, cerchiamo di fare il nostro meglio in questo momento difficilissimo. Ci vuole più rispetto per il cittadino, perché io non mando a casa amministrazioni per le scelte delle segreterie dei partiti.